Leggiamo insieme dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 12. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di un unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo. Così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi. Siamo stati tutti benedetti in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte membra. E il piede dice: perché non sono mano, io non sono parte del corpo. Non per questo non sarebbe parte del corpo. Se l'orecchio dice: perché non sono occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Amen. Vi potete sedere. 1 Corinzi 12, 12. Allora, intanto oggi voglio parlarvi del corpo di Cristo. In base ad una lettura che ho avuto oggi via email, mi ha ispirato questo tema che penso che sia importante. Così resta anche su internet a memoria di questo argomento. Oggi parliamo della Chiesa in generale e nello specifico della Chiesa locale. Due concetti sbagliati della Chiesa sono presenti in molti ambienti evangelici, ma anche non solo, ma anche cattolici, diciamo. In genere tutte le chiese hanno questi due concetti sbagliati della Chiesa. E il primo lo troviamo in Matteo 18, versetto 19. Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualcosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E quindi molti di noi pensano che quando 2 o 3 sono insieme fanno chiesa. No. 2 o 3 non fanno chiesa. Fanno un gruppo di preghiera, fanno un momento di preghiera, un incontro di preghiera, ma sicuramente non fanno chiesa. E poi man mano vi spiegherò perché non fanno chiesa. Ma la prima cosa da pensare è che tu da solo non fai chiesa, non sei chiesa. Neanche se sei in compagnia di tuo marito e preghi, neanche se sei in compagnia dei tuoi figli e preghi, tu non fai, quella non è chiesa, non può essere chiesa. Perché la chiesa ha alcune basi fondamentali per essere tale. E poi ci arriveremo, vi spiegherò quali sono queste basi. Ma il concetto principale è questo, che dove 2 o 3 sono riuniti, là c'è Gesù, cioè c'è Gesù che ascolta le loro preghiere. Ora, se, tra virgolette, pensiamo che 2 o 3 persone fanno chiesa e quindi Gesù è in mezzo a loro, quando pregate da soli che fa Gesù? Non c'è con voi? C'è con voi. Quindi Gesù sta parlando dell'importanza di pregare insieme, di fare cellula, corpo. Ma non sta dicendo che questa è una chiesa. Amen? La persona cantate Amen. 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 Un altro concetto sbagliato lo troviamo in Atti 2,47. In realtà sono le soluzioni al problema. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Partendo da questo presupposto, molti pensano che invece la Chiesa sia il posto, ci siano delle chiese giuste che, a prescindere, se tu sei in quella chiesa, sei salvato. Per esempio la Chiesa Cattolica fa così. La Chiesa Cattolica dice che è fuori dalla Chiesa Cattolica non è salvato. Mentre chi c'è dentro è salvato, a prescindere dal fatto che tu abbia conosciuto o meno il Signore o abbia sperimentato Cristo Gesù nella tua vita. Basta che sei dentro, l'importante è che sei là dentro e sei salvato. Anche questo concetto è sbagliato, perché non sei salvato perché frequenti una chiesa, sei salvato per cui frequenti una chiesa. Perché i salvati frequentano una chiesa, ma perché sei salvato. Non è la chiesa che ti salva. È Gesù che ti salva. Non sono i sacramenti che ti salvano, è Cristo che ti ha salvato. Non è la religione che ti salva, è Gesù che ti salva. Amen. E meno male. Quindi il versetto in questo caso non dice che esiste una sola chiesa che salva le persone, è proprio l'esatto opposto. Se sei salvato, frequenti una chiesa e fai parte della chiesa.
Per cui un credente senza Chiesa è un credente senza testa. Cioè il corpo di Cristo che cosa? L'abbiamo detto poco fa. È l'insieme dei credenti. Ma chi è il capo della Chiesa? Cristo. Se tu sei un credente per i fatti tuoi che prega a casa e non frequenti una Chiesa, sei una Chiesa senza testa, oltre ad essere senza corpo. Se voi provate a tagliare la vostra mano sinistra, no? Il corpo continua a vivere, sistemando un pochino la situazione, ma la mano dopo pochi giorni morirà. Quindi tu che sei a casa per i fatti tuoi non puoi frequentare nessuna chiesa perché nella chiesa il pastore è cattivo, i fratelli sono cattivi, le sorelle sono cattive, dopo un po' muori, diventi ossa. Le ossa hanno sempre una forma di corpo, ma sono cosa morta. Quindi poi esistono due tipi di chiesa. La Chiesa universale e la Chiesa locale. La Chiesa universale è composta da tutti i credenti in Cristo Gesù che hanno accettato Cristo nella loro vita come personale salvatore. Ok? E andiamo a leggere Atti 9:31. Così la Chiesa per tutta la Galilea, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata. Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace ed era edificata. Guardate, notate che Luca ci scrive che c'era una sola Chiesa in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Ok, però noi sappiamo che c'era la Chiesa a Gerusalemme. Quindi qua lui sta parlando della Chiesa in generale, di tutti quelli che sono salvati. Tu sei salvato e fai parte della Chiesa universale. Qualcuno dice, parla anche di Chiesa invisibile, ma è un altro discorso. Questo magari lo affrontiamo in un altro momento, ma intanto fai parte della Chiesa universale. Tu fai parte di quel corpo universale che è la sposa di Cristo, che è presente in tutto il pianeta Terra e di cui fanno parte anche tutti coloro che dal momento della resurrezione, dal momento della discesa dello Spirito Santo al momento del rapimento della Chiesa, ok, sono la Chiesa universale. Quindi anche i morti in Cristo fanno parte di questa Chiesa universale. E tutti coloro che ancora verranno fino al rapimento della Chiesa fanno parte del corpo di Cristo. Dopo no, perché la Chiesa è rapita, non c'è più il corpo di Cristo. Ci sarà un'altra epoca diversa, diciamo così, negli ultimi 7 anni e nel regno del millennio, ma non c'entra più niente la Chiesa. La Chiesa va dalla venuta dello Spirito Santo al rapimento della Chiesa. Se no, non fosse il rapimento della Chiesa. Ok, in quel momento tutta la Chiesa universale sarà nei cieli con Dio resuscitata. Oltretutto, i morti risuscitati e i viventi trasformati. Matteo 16:18. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincerla. Quindi Pietro non è che è stato il primo a fondare la prima chiesa a Gerusalemme. Anzi, Pietro, se era per Pietro non c'era neanche l'edificazione della chiesa. Va bene? Ma Pietro è il primo testimone della nascita della Chiesa, perché lui che cosa ha detto? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Su quella pietra Gesù avrebbe edificato la Chiesa universale, non la Chiesa a Gerusalemme, che tra l'altro forse neanche era a Gerusalemme, era a Nazareth. Ci siete? Capite il discorso? Tu fai parte della Chiesa universale. Ognuno di noi fa parte di questo corpo glorioso che si trova su tutta la faccia della terra. Tutte le chiese locali, tra virgolette, fanno parte di questa chiesa locale, ma non le chiese locali. I credenti delle chiese locali fanno parte del corpo di Cristo, della chiesa universale. Amen? Amen. Amen. Alleluia. Poi c'è la chiesa locale, che è quella su cui ci soffermeremo un pochino di più. 1 Tessalonicesi 1, versetto 1. Paolo, Sila e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi in Dio Padre e nel nostro Signore Gesù Cristo. Colossesi 4,15. Salutate i fratelli che sono all'Odicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua.
E quando questa epistola sarà stata letta fra di voi, fate che sia letta anche nella chiesa di Laodicea. E anche voi leggete quella che vi sarà mandata da Laodicea. Colossesi 1, Tessalonicesi 1, abbiamo letto poco fa Colossesi 4 dal 15, ora leggiamo 2 Corinzi 11, 7. O forse io ho commesso peccato abbastanza, o forse io ho commesso abbassando me stesso affinché voi foste innalzate per il fatto che vi ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Io ho spogliato le altre chiese ricevendo uno stipendio da loro per servire voi. Allora, come vedete, Paolo parla di chiese locali, non parla di chiesa universale. Quindi Paolo ha parlato ai Tessalonicesi, poi ha parlato ai Colossesi, a quelli di Laodicea, ha parlato anche a quelli di Corinto. Ok, erano chiese locali. Paolo, tra l'altro, se voi prendete tutto il Nuovo Testamento, ok, si parla quasi sempre di chiesa locale. Qualche volta si parla della chiesa universale. Quasi sempre si parla di chiesa locale perché la chiesa locale è importante. Quindi anche il credente deve fare parte di una chiesa locale. Non è sufficiente sapere che sei salvato. E non è sufficiente startene a casa tua, tranquillo e sereno, con i tuoi parenti, a pregare a casa. Non funziona. Se no Gesù non avrebbe parlato di chiesa locale. E Paolo, Pietro, non avrebbero parlato della chiesa locale. Dunque, come fa un gruppo di persone a diventare chiesa? Perché la domanda che tutti ci stiamo facendo è: come faccio a capire quando non è una cellula ma è una chiesa? Ce lo dice Atti 20, versetto 28. In realtà ci sono tanti altri passi, ma ho scelto questo perché secondo me solo in queste 2 righe c'è tutto. E dice così: badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistato col proprio sangue. Atti 20, 28. Quindi cosa ci vuole per essere Chiesa? Uno, sicuramente è il sangue di Gesù. Ovvio, giusto? Dobbiamo essere una Chiesa santificata dal sangue di Gesù, lavata, i nostri peccati devono essere lavati e noi dovremmo essere rigenerati. Questo è il primo passo per essere Chiesa. Secondo aspetto, ci vuole il pastore. Ok, perché dice badate a voi stessi, sta parlando a un pastore, ai pastori, perché vescovo significa anche pastore, badate a voi stessi, in mezzo al quale lo Spirito vi ha costituiti vescovi. Quindi ci vuole il pastore. Se non c'è un pastore o comunque una figura ministeriale, un apostolo, un profeta, se non c'è una figura ministeriale, quella non può essere chiamata chiesa. È un gruppo di persone che si riunisce e prega. Se voi prendete tutte le lettere di Paolo, ma anche oltre tutto il Nuovo Testamento, voi vedrete che quando c'è una chiesa c'è un ministero. Sempre. Sempre. Timoteo e Tito sono andati in quelle chiese a guidarle. Persino quando abbiamo letto salutatemi i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa, è la chiesa che è in casa sua. C'era una chiesa in casa sua, ma c'era un ministero in casa sua. Probabilmente Ninfa la guidava. Siete? Ed era un ministero riconosciuto da Paolo. Ok? Senza uno dei 5 ministeri non ci può essere chiesa. Sei un corpo senza testa, o sei una parte del corpo e senza testa. E infine ci vuole anche che lo Spirito Santo, il pastore deve avere l'unzione dello Spirito Santo, tutta la Chiesa deve avere l'unzione dello Spirito Santo, perché sennò sarebbe club, non sarebbe Chiesa. Amen. Senza Spirito Santo saremmo un club. Perché Paolo insiste tanto sulla questione della Chiesa locale? Perché il Vangelo, tutto il Nuovo Testamento insiste tanto sulla Chiesa locale?
e esalta meno l'aspetto della Chiesa universale, ma non perché è meno importante, perché lo dà per scontato che siamo salvati, dà per scontato che i membri della Chiesa locale fanno parte della Chiesa universale, della sposa, del corpo. Perché allora parla spesso della Chiesa locale? Perché nella Chiesa locale ci sono i problemi, nella Chiesa universale il problema non ce n'è. Quelli che ci fanno parte ed è Cristo che la guida. È la Chiesa locale che si crea il problema. Allora, perché la Chiesa locale ha tre compiti fondamentali. Primo compito, la testimonianza. Una Chiesa che è divisa non dà testimonianza. Un corpo diviso non dà testimonianza. 1 Corinzi 12:20. Ci sono invece molte membra, ma vi è un solo corpo. Ognuno di noi è autonomo nel corpo. Finché è collegata al corpo, può lavorare tranquillamente da solo e in sintonia col corpo. Se siamo divisi fuori, non diamo una bella testimonianza. Se ognuno di noi è per i fatti suoi, non diamo una bella testimonianza. Voi vedete che quando in una città, in un paese ci sono milioni di chiese e magari ci sono 2 milioni di credenti, significa 2 per chiesa, non è una bella testimonianza. Non facendo corpo, gli altri ci considerano persone che babbiano, che giocano, non seri, che hanno voglia di emergere ma non di servire. Non so quanti di voi hanno seguito l'incoronazione del re. Ok? Non è che lui è diventato re quel giorno. Una volta che muore la regina, lui subito diventa re. Questa è una bella cerimonia per avere il consenso religioso, diciamo così, divino. Quando al re viene detto che gli viene messa la corona, poco prima lui dice che in realtà lui è un re che serve, non è un re venuto per regnare, ma per servire. E citano il Vangelo e dicono: così come Gesù è venuto nella terra come re, ma è venuto per servire, così l'immagine del re d'Inghilterra non è un sovrano, punto, è un sovrano che serve. E il credente, che è un re agli occhi di Dio, non è venuto perché deve spadroneggiare, deve diventare il capo di qualcuno, di qualcosa, è venuto per servire. Ognuno di noi è re e regina che servono, perché se non serviamo, a che serviamo? Quindi abbiamo detto la testimonianza, poi c'è il ministero. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'efficazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e alla piena coscienza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ministero inteso come crescita personale. Il corpo vive perché è attaccato al corpo. Ogni membro vive perché è attaccato al corpo. Se tu vuoi vivere, devi restare attaccato al corpo, perché all'interno del corpo c'è il ministero divino e tu puoi crescere. Magari ti rimproverano, ma attraverso quel rimprovero tu vieni edificato. Magari fai una cosa buona e vieni lodato e tu cresci. Qua dentro questo è un luogo sicuro per la crescita di ognuno di noi. Fuori faremo tutte le nostre esperienze, gloria a Dio, il Signore ci farà fare le nostre esperienze, ma qua dentro poi sarà il momento di condividere quelle esperienze e crescere insieme in quelle esperienze. Ecco perché 2, 3, 4, 5 membri da solo non fanno chiesa, non c'è edificazione. Soprattutto se è una chiesa casalinga, che si stanno a casa a rivederci buonanotte. Non si cresce, come cresci? Invece nella Chiesa ci può essere quello che ti dice: vedi che sbagliaste, perché la vede da un altro punto di vista. Vero è che Giuseppe e Ivana, che sono una famiglia, Giuseppe e Ivana, Tuccio e Teresa, sono una famiglia, possono fare corpo e pensare tutte e 4 alla stessa maniera. Ma arrivato a un certo punto qualcuno da fuori gli dirà:
Ma veramente forse non è così. Vedi che egli fa vedere un altro punto di vista, li fa pensare, li fa ragionare, ma questo può venire dentro la Chiesa, non fuori dalla Chiesa. Poi si parla di ministeri, ad alcuni come apostoli, come profeti, altri come evangelisti, pastori e dottori. Ora, voglio dire, non è che il pastore le azzecca tutte, le può sbagliare tutte. L'apostolo le può sbagliare tutte, l'evangelista le può sbagliare tutti. Ma intanto là gliel'ha messo Dio per fare chiesa. Ribellarci a questo significa ribellarci alla volontà divina. Non sto facendo pubblicità a me stesso, non mi interessa, ve ne potete ne andare un pastore. Ok? Io vi sto spiegando qual è il pensiero di Dio, come Cristo ha pensato la Chiesa. Dice, ma l'ha detto Paolo, non l'ha detto Gesù. Gne. Allora, Paolo è ispirato dallo Spirito Santo era. Se no, prendiamo tutte le lettere di Paolo e le bruciamo. Arrivederci, basta solo il Vangelo. Paolo ha parlato ispirato dallo Spirito Santo. Siete convinti? Amen. Oh. Nessuno vi può dire, a casa mia io prego da solo, il Signore è con me. Sì, mano sul fuoco, sicuro. Ma non sei chiesa. Non sei chiesa. Poi, terzo aspetto è il culto della Chiesa. Abbiamo detto la testimonianza, il ministero, il culto. Ebrei 10, versetto 24, dal versetto 24. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Quindi insieme adoriamo, insieme stiamo alla presenza di Dio. Da solo ci puoi stare? Ma certo che ci puoi stare. Ci puoi stare tutti i giorni, 365 giorni l'anno e se non ti basta anche 366 nell'anno bisestile. Ma Paolo dice chiaramente: non disertate le riunioni. Ora, se Paolo vi dicesse: prendi casa tua, vendila e dalla ai poveri, tutti noi diremmo: Paolo è pazzo. Però siccome ci dice non disertate le riunioni, ne pare una cosa esagerata, ma non è così complicato. Voglio dire, alla fine, quante riunioni facciamo in una settimana? Sabato, 2 ore, 2, quando va male, 3 ore. Cioè proprio quando sforiamo. Ok? Poi un paio d'ore il martedì, a casa, seduti comodamente sul proprio divano, mentre vi fate il tè, tranquilli, vi bevete la vostra cosa calda, riposati, nessuno vi dice di uscire dalla porta, dall'uscio di casa vostra. Dico, e non è che sacrificio enorme. No, il sacrificio mio che io devo fare, tutte le cose di corsa, mi devo andare a studiare la lezione, poi devo accendere il computer che ogni tanto fa le bizze. Arrivo tardi, mentre accendo il computer mentre mangio, guardo se il computer funziona e mangio, accendo YouTube mentre mangio, continuo a mandare il parere mentre mangio, poi attacchiamo. Io lo faccio veloce. E se lo posso fare io non lo potete fare voi, che fate, siete sereni a casa, che guardate solo l'orologio e dice ora è. E poi qualche altro incontro a casa, ma pure tranquillo, sereno, vi fate il caffè, vi tagliate un pezzo di torta, 2 biscottini. Dico, alla fine, qual è il problema? Beh, mangiamo anche un cibo spirituale che ci porta avanti e ci fa crescere. E c'è pure la scuola in più, mi dispiace, la scuola sta finendo. Ok, dobbiamo essere corpo, dobbiamo dare questa testimonianza al mondo, ma anche ai demoni. Gli angeli già lo sanno, non hanno bisogno di testimonianza, ma i demoni non lo sanno che siamo veramente convinti. E glielo dobbiamo dimostrare perché i demoni non leggono il nostro cuore, tantomeno leggono la nostra mente.
Quindi Dio lo sa quali sono le nostre buone intenzioni, è il nemico che non lo sa. Ma voi pensate che quando Giobbe fu tentato Dio non conosceva il cuore di Giobbe? Ma certo che lo conosceva, ma il diavolo non lo conosceva. Dio si è servito di Giobbe per sconfiggere il diavolo. Ci vogliamo alzare? Vogliamo pregare? Grazie Signore, noi ti ringraziamo, Signore Dio del cielo e della terra, per questa tua parola, per come ci hai voluto istruire spiritualmente e tecnicamente, per come hai voluto riempire il nostro cuore della tua presenza, di come hai creato la Chiesa con amore perché avevi uno scopo per la Chiesa e di come ognuno di noi fa parte di questo meraviglioso scopo, che non è solo universale ma è anche locale, Signore, perché noi dobbiamo dare una testimonianza locale, perché la Chiesa deve risplendere anche lì dove noi siamo. Ti preghiamo, Padre, nel nome di Gesù, di toccarci con potenza, di mandare una potente unzione su di noi. Vogliamo vedere, Signore, la tua Chiesa crescere di numero, crescere spiritualmente, crescere nella testimonianza, nel culto, nel ministero. Vogliamo vedere la tua Chiesa, Signore, risplendere. Vogliamo vedere quelli che sono separati da questo corpo unirsi a questo corpo, secondo il tuo cuore, secondo la tua volontà. Stendi la tua mano, Padre, nel nome di Gesù Cristo. In questo momento manda una potente unzione su di noi. Padre del cielo, manda un'unzione gloriosa su di noi. Noi vogliamo fare, Signore, quello che il Capo ha deciso per questo corpo. Vogliamo muoverci in sintonia con il Capo. Vogliamo muovere, Signore, il nostro corpo in armonia col Capo. Vieni, Spirito Santo, parlaci e suggerisci a noi, al nostro cuore, le parole del Figlio Gesù, le parole di Cristo Gesù. Vieni, Signore, rivelati con potenza, estendi la tua mano. E ti chiedo, Signore, di guarire questo corpo da ogni male, da ogni atrofia. Ora da ogni invalidità, Signore, guarisci questo corpo oggi, Signore, nel nome di Gesù. Guarisci il corpo tuo santo, Signore, da ogni malattia spirituale, da ogni cosa che impedisce al sangue di circolare, da ogni cosa che impedisce ai muscoli e ai tendini di muoversi, da ogni cosa che impedisce alle ossa di essere potenti e forti, nel nome di Gesù, Signore. Guarisci questo corpo nel nome di Gesù. Il tuo corpo, Signore, rendilo sano, santo, saldo. Signore, vogliamo un corpo che sia attivo, che sia, Signore, operativo per il tuo regno. Vogliamo una Chiesa, Signore, libera da ogni ruga, da ogni macchia, libera da ogni difficoltà. Vogliamo vedere una Chiesa, Signore, che si muove per la tua gloria. Vogliamo vedere una Chiesa che ti dà gloria. Ora ti vogliamo pregare per tutti quei fratelli, Signore, che sono a casa per i fatti loro, pregano per i fatti loro, Signore, e non hanno il senso di Chiesa, non hanno percepito il senso della Chiesa, non hanno capito il senso della Chiesa e vogliono stare da soli perché si sentono più liberi di fare Chiesa. Signore, parla ai loro cuori. Intervieni con potenza perché possano comprendere qual è il tuo scopo per la Chiesa, qual è il tuo pensiero sulla Chiesa. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. E ti vogliamo pregare, Signore, per la Chiesa universale, per tutte quelle chiese locali, Signore, che sono in comunione con questo Capo, che sono in comunione tra di loro, Padre, nel nome di Gesù. Stendi la tua mano. Signore, solo tu puoi eliminare ogni forma di divisione, solo tu puoi operare, Signore, affinché ci sia un solo cuore, una sola mente. Intervieni, Signore. Fa, Signore, che si aggiungano altri credenti a questo corpo meraviglioso. Fa, Signore, che questo corpo cresca nel mondo, che si fortifichi e sappia affrontare le difficoltà che ci sono davanti, che ci sono messe davanti. Nel nome di Gesù, stendi la tua mano. Stendi la tua mano, Padre, e santifica la sposa di tuo Figlio Gesù. Santifica il corpo di tuo Figlio Gesù. Nel nome potente di Gesù Cristo te lo chiediamo. Grazie, Signore. E sei degno di lode, di gloria e di onore. Amen.